Governatore Federica, oggi una giunta che ha nominato il nuovo presidente di FVG Strade. Di chi si tratta e cosa si aspetta da lui? Abbiamo fatto una scelta che guarda il curriculum e le esperienze professionali oltre a quelle formative. Devo dire che confermiamo la logica di scegliere persone rispetto alla loro capacità professionale e di questo ne sono orgoglioso di questa giunta rispetto a esperienze passate che abbiamo visto in altre amministrazioni. Abbiamo guardato la professionalità perché abbiamo l'onere e l'onore di rappresentare i cittadini e quindi doverlo fare al meglio, non scegliendo, e scusatemi la semplificazione, gli amici degli amici, ma le migliori persone che possano svolgere quel ruolo. Per questo abbiamo scelto Raffaele Fantelli, che è un manager che ha dimostrato in aziende di carattere internazionale le proprie capacità manageriali e ci auguriamo di poter dare le migliori risposte possibili a un tema così delicato che è la possibilità di mobilità dei cittadini di questa regione. Ha, devo dire, esperienze in grandi gruppi internazionali, ha avuto un'esperienza formativa molto importante dal MIB di Trieste alla Bocconi di Milano, passando per università statunitensi di formazione manageriale. Crediamo molto e pensiamo che questa è l'impronta che vuole dare Regione Friuli Venezia Giulia.